Italia in diretta, ve lo ricordo ancora una volta. Dall'Inter però mi sposto al Napoli, perché se abbiamo detto oggi è il primo giorno di fatto ad Appiano Gentile per i nerazzurri, vero e proprio. I test fisici già insomma l'avete visto nei vari allenamenti che vi abbiamo mostrato nella prima parte, di tutti in ritiro. Dall'altra parte abbiamo un Napoli che termina già la prima parte del ritiro a Di Maro ed è pronto a trasferirsi a Castel di Sangro. Quindi insomma poi consuete amichevoli, già ne ha fatte diverse in realtà il Napoli nel corso di queste giornate. Già ci sono stati dei primi spunti molto positivi da parte dei nuovi innesti, come per esempio Lorenzo Lucca, però c'è anche un mercato che va avanti, quindi situazioni da seguire e da monitorare anche in casa Napoli. Ascoltiamo il servizio e poi ne parliamo insieme. Prime volte, primo vero nuovo Napoli di Antonio Conte, già perché nel secondo test amichevole contro il Catanzaro si sono cominciati a vedere sprazzi di giocate vincenti, quelle di De Bruyne, quelle di Lorenzo Lucca che prende feeling con la rete dal dischetto. Un Napoli con 6 volti nuovi dopo l'ultima ufficialità gigante in tutti i sensi di Vanja Milinkovic-Savic, che si aggiunge a Meret nel pacchetto portieri. Il numero 6 sul mercato non sembra destinato ad essere il capolinea, ma per passare al 7, guardando ancora in casa Bologna, bisogna risolvere il rebus legato allo svizzero Dandoi e giocando ancora coi numeri ruotiamo questa volta sul 40, cifra da superare per provare a convincere del tutto i Felsinei, con alle spalle l'ombra della Premier, nello specifico del Nottingham Forest, che rimane ancora sulle tracce del classe 2000. Proprio dalla Premier i partenopei studiano le alternative per non farsi trovare impreparati. Ecco allora ancora attuale il nome di Raheem Sterling. Facile convincere il Chelsea in questo caso, difficile se si pensa al max ingaggio dell'inglese ex City. Spostandoci verso il reparto arretrato, gli azzurri fanno pressing sul terzino casa Siviglia Wallu Sanchez, sceso tuttavia in campo nell'ultima amichevole contro lo Schalke, segnare chiaro che per l'affare ci vorrà ancora diverso tempo. Il Napoli dunque rimane in attesa di inserire gli ultimi pezzi di una statua già abbondantemente strutturata per continuare l'arte messa in mostra da Conte e i suoi nella scorsa stagione. Nella descrizione ovviamente anche l'ultima amichevole disputata dal Napoli, dove abbiamo detto poi insomma c'è anche il mercato, come avete ascoltato nel servizio che vi abbiamo appena proposto, ma il campo ha parlato e ha già dato, come dicevo prima, delle risposte positive, in particolar modo poi per Lorenzo Lucca, che ha trovato anche il gol, e insomma c'è già un'affinità particolare con i giocatori che erano già in rosa con il Napoli, per esempio Lukaku, l'ha dichiarato lui se non sbaglio. Sì, assolutamente sì, sono state delle parole al miele, chiaramente quelle di Lucca nei confronti del suo compagno di squadra belga, ma in generale di tutto l'ambiente Napoli. Ho detto sono contento per il mio primo gol in azzurro, ma soprattutto per la prima vittoria in stagione. L'ambiente a Napoli è stupendo, siamo come una famiglia. Io chiedo tanti consigli a Lukaku, voglio imparare tanto da lui. Siamo un gruppo che vive come una famiglia, dobbiamo cercare di lavorare tutti insieme intensamente per toglierci soddisfazioni. Sono contento di essere qui, Napoli è sempre stata la mia prima scelta, qui mi hanno accolto tutti bene, sia lo staff che la squadra e sia chi lavora qui. Devo ringraziare il mister, il presidente e il direttore per avermi voluto. Queste le immagini della partita di ieri, vinta contro il Catanzaro per 2-1, una partita importante perché finalmente si è visto un vero Napoli, no? Perché contro l'Arezzo era stata un'amichevole in cui però era evidente il Napoli era stanco sotto tanti punti di vista, soprattutto quello fisico, con Antonio Conte che sicuramente ha iniziato a tartassare i suoi giocatori con consigli, ma soprattutto con grandissimo lavoro dal punto di vista fisico. Infatti si era visto un De Bruyne praticamente immobile in campo. Abbiamo appena visto il gol segnato da Lucca su calcio di rigore. Nella giornata di ieri invece un Napoli completamente diverso, che crea, che mette in difficoltà gli avversari, ma che soprattutto dal punto di vista tecnico fa vedere quelle che sono state le sue caratteristiche principali della passata stagione e della stagione che sta per cominciare, perché c'è un Noah Lang che punta sempre l'uomo, arriva sul fondo e crea difficoltà, De Bruyne che ha iniziato a regalare magia. Insomma è un Napoli che è pronto a stupire sotto tanti punti di vista anche in questa stagione. Insomma la sensazione dopo aver visto la sfida contro il Catanzaro, guardate questo colpo di tacco di Kevin De Bruyne a servire Lorenzo Lucca per esempio, è che nella prossima stagione, o meglio in quella che sta per cominciare, possa esserci una conferma e l'avvio di un ciclo importante, a differenza di quanto accaduto nella stagione 2023-2024, dove il Napoli campione d'Italia ha fatto tanta fatica. Certo.
Sì, insomma, quella stagione la ricordiamo come abbastanza drammatica in realtà per il Napoli, però insomma ci aspettiamo di non vedere più questo tipo di situazioni e ce l'aspettiamo perché comunque in panchina poi è rimasto Antonio Conte, quindi questa è la vera e propria base solida dalla quale è Mm-mm. ripartita il Napoli per questa nuova stagione. Più il mercato, questo lo aggiungiamo perché insomma abbiamo parlato di Lorenzo Luca, di sicuro è stato un innesto importante di questo mercato estivo del Napoli che ha visto tantissimi altri colpi importanti, poi tra l'altro ultimo l'abbiamo citato, l'arrivo di Vanja Mhm. Milinkovic-Savic e insomma di questa concorrenza poi importante che dovrebbe esserci di fatto con Alex Meret, quindi insomma vediamo cosa succederà Eh, anche nella prossima stagione perché penso che dal punto di vista della porta, di chi difenderà la porta del Napoli c'è una grande curiosità e ci sono sempre più punti interrogativi forse sullo stesso Alex Meret perché insomma non ci aspettiamo un Vanja Milinkovic-Savic in panchina o almeno facciamo difficoltà ad immaginarlo per quello che abbiamo sempre visto anche nelle stagioni con il Torino da parte di un sì. grande portiere d'esperienza e soprattutto poi di qualità. Comunque, insomma, Meret rimane un No, è vero, portiere che ha vinto 2 volte lo scudetto con il bravissimo. Napoli, quindi cioè, dei dubbi penso che siano abbastanza leciti e rimarranno, vedremo fino a quando, anche che cosa succederà a Però Castel di Sangro. è vero, ti posso dire però che Vanja Milinkovic-Savic è stato uno dei portieri migliori, se non il migliore per statistiche, tra i pali nella passata stagione e tra i migliori per quanto riguarda i rigori parati. È stato sicuramente un profilo importantissimo per il Torino e Antonio Conte quando mette a segno un acquisto difficilmente poi lo relega ai margini. Quando richiede espressamente un giocatore difficilmente non riesce a renderlo protagonista. L'unico giocatore con cui non è riuscito effettivamente a lavorare è stato, mi viene da dire, Kvicha Kvaratskhelia nella passata stagione, poco male per come è finita. Milinkovic-Savic può essere sicuramente un profilo fondamentale per riuscire a dare quel qualcosa in più al Napoli, però è anche da considerare il fatto che stai mettendo in panchina il portiere, lo dicevi benissimo tu, campione d'Italia. E quindi bisogna fare attente considerazioni anche a tal proposito. Voglio aprire anche un altro tema che è abbastanza caldo, visto che abbiamo parlato di diverse gare amichevoli. Chi insomma ha già iniziato anche con le amichevoli e con una sorta di tournée abbastanza itinerante poi è il Milan di Massimiliano Allegri. Tra Fratelli azzurri, ben ritrovati sul nostro canale. Le notizie di oggi faranno battere forte il cuore di ogni tifoso del Napoli. Dopo il mancato arrivo di Dan Ndoye, sembrava che il mercato azzurro avesse subito un duro colpo, ma la risposta della società è stata immediata e soprattutto sorprendente. Il club non solo ha già individuato un nuovo nome che potrebbe accendere il Maradona, ma sta anche valutando 2 profili internazionali che farebbero impazzire qualsiasi piazza. Non siamo davanti a semplici voci, le trattative sono in movimento e se dovessero concretizzarsi cambierebbero il volto dell'attacco azzurro. Con Conte in panchina e una dirigenza decisa a costruire una squadra da sogno, il Napoli vuole tornare in alto. Restate con noi, perché oggi parliamo di sogni che stanno diventando sempre più reali. Partiamo dal fatto più importante. Dan Ndoye non sarà un nuovo giocatore del Napoli. Dopo settimane di trattative, rilanci e offerte, il Bologna ha deciso di cedere l'attaccante svizzero al Nottingham Forest, che ha messo sul tavolo circa 35 milioni di sterline. Il Napoli ha scelto di non entrare in un'asta senza controllo, ritenendo eccessiva la valutazione del giocatore. Antonio Conte e la dirigenza non si sono però fatti trovare impreparati. Già da qualche giorno il nome di Nusa era stato accostato al Napoli, ma adesso, con l'uscita di scena definitiva di Ndoye, il suo profilo è balzato in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Giovanni Manna. Antonio Nusa è un talento puro. Cresciuto calcisticamente in Norvegia e poi approdato in Belgio, dove ha vestito la maglia del Club Brugge. Le sue prestazioni, soprattutto in campo europeo, hanno attirato l'attenzione di diversi top club, tanto che in questa sessione di mercato il Lipsia ha deciso di investire su di lui per assicurarsi un prospetto dal potenziale enorme. Nonostante ciò, il club tedesco potrebbe anche considerare una cessione immediata, qualora dovesse arrivare un'offerta importante. Secondo quanto riportato da Tutto Mercato Web, la valutazione attuale di Nusa si aggira sui 35 milioni di euro, esattamente come quella fatta dal Bologna per Ndoye. Il Napoli è consapevole che il tempo stringe, l'interesse per Nusa sta crescendo e diverse società, anche in Premier League, hanno iniziato a monitorare la situazione. Se gli azzurri vogliono davvero portare il giocatore alla corte di Conte, dovranno agire in fretta e senza tentennamenti.
Nusa ha tutte le caratteristiche ideali per il gioco del tecnico salentino, è veloce, imprevedibile, dotato di grande tecnica e con ampi margini di crescita. Può giocare sia a sinistra che a destra, adattandosi perfettamente alle esigenze tattiche del mister. L'alternativa resta Federico Chiesa, ma la trattativa con la Juventus è complicata per ovvie ragioni di rivalità e costi. Il Napoli, dal canto suo, non vuole farsi prendere dalla fretta. L'operazione Nusa rappresenta un investimento sul futuro, ma anche una soluzione per il presente. Con la partenza di Ndoye verso la Premier League c'è uno spazio vuoto da riempire nella batteria di esterni offensivi. Lang è già arrivato, ma Conte vuole almeno un altro calciatore in quella zona del campo. A oggi non ci sono offerte ufficiali presentate all'Ipsia, ma i contatti sono attivi. Il Napoli sta valutando tutte le possibilità e si prepara a muoversi nei tempi giusti. Non sarà semplice convincere il club tedesco, ma la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza. A Napoli troverebbe spazio, visibilità e la possibilità di giocare la Champions League, oltre alla guida di un allenatore che crede nei giovani, ma esige qualità e disciplina. Il calciomercato azzurro quindi non si ferma. Dopo gli arrivi di De Bruyne, Lang, Lucca, Beuchema e Marianucci, la caccia al prossimo esterno è ufficialmente aperta e Antonio Nusa rappresenta oggi molto più di una semplice suggestione. Ma le novità di mercato non finiscono qui. Nelle ultime ore è uscita questa notizia molto scottante. Partiamo con la prima notizia, che arriva direttamente dall'Inghilterra, ed è una di quelle che ha scatenato subito i commenti e le speranze di tantissimi tifosi napoletani. Si parla di due nomi clamorosi, due esterni offensivi che potrebbero cambiare completamente il volto dell'attacco azzurro. Jack Grealish del Manchester City e Alejandro Garnacho del Manchester United. Proprio così, non è fantamercato, è una pista che si sta scaldando di ora in ora. Tutto parte dalla vicenda Ndoye. Il Napoli era fortemente interessato all'esterno svizzero, aveva già avviato i contatti con il Bologna, ma alla fine il Nottingham Forest ha piazzato l'affondo decisivo con un'offerta da 35 milioni di sterline. L'operazione è andata in porto, Ndoye ha scelto la Premier League e il Napoli ha dovuto virare su altri obiettivi, ma il piano B, a quanto pare, potrebbe essere addirittura meglio del piano A. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, il club azzurro avrebbe messo gli occhi su due calciatori in rottura con le loro attuali squadre. Stiamo parlando di Grealish, giocatore che non ha bisogno di presentazioni, e Garnacho, talento argentino classe 2004 che aveva già sfiorato Napoli lo scorso gennaio. Grealish, lo sappiamo, non ha vissuto una stagione esaltante con il Manchester City. Ha saltato il mondiale per club, non è più centrale nei piani di Guardiola e l'impressione è che sia pronto a una nuova avventura. L'ingaggio è importante, ma c'è un elemento che potrebbe cambiare le carte in tavola: la presenza di De Bruyne. Il fatto che l'ex compagno sia già a Napoli potrebbe aprire un canale diretto e convincere l'inglese ad accettare la nuova sfida. Non sarà facile, attenzione, perché anche l'Everton si è fatto sotto e sta preparando un'offerta concreta, ma il Napoli può contare su un progetto tecnico serio, su una partecipazione alla Champions League e su un ambiente che sa accogliere e far rinascere i campioni. Il giocatore potrebbe trovare al Maradona quella centralità che oggi gli manca a Manchester. E poi c'è Garnacho, lo conosciamo già perché a gennaio era stato individuato dalla dirigenza come il possibile vice Kvaratskhelia. La trattativa non si concluse, ma il Napoli non ha mai smesso di seguirlo. Oggi la situazione è completamente diversa. Il nuovo tecnico dello United, Ruben Amorim, non lo considera al centro del suo progetto. Il giocatore è pronto a valutare nuove destinazioni e Napoli è in cima alla lista. Garnacho vuole giocare con continuità, ha voglia di dimostrare il suo valore e potrebbe trovare a Napoli il contesto perfetto. È giovane, ha qualità, salta l'uomo e ha dimostrato di poter fare la differenza anche in partite importanti. Si tratterebbe di un acquisto in prospettiva, ma con un impatto immediato, soprattutto se Conte decidesse di alternarlo a Kvara o inserirlo su entrambi i lati dell'attacco. E ora vi porto direttamente all'altra notizia calda del giorno, quella che ha preso forza dopo la beffa Ndoye e che sta trovando conferme concrete. Antonio Nusa è diventato il primo nome sul taccuino del Napoli. Il classe 2005, attualmente all'Ipsia, è considerato uno dei giovani più promettenti del calcio europeo. Il club tedesco lo valuta a 35 milioni di euro, una cifra importante, ma che il Napoli è pronto a mettere sul piatto pur di portare a casa un talento vero.
Nusa è esattamente il profilo che Conte cerca. Può giocare su entrambe le fasce, è veloce, tecnico e ha una grande capacità nel saltare l'uomo. Ha già esperienza in Europa e nonostante l'età dimostra grande personalità. Il Napoli si sta muovendo con decisione perché sa che le concorrenti non mancano. Diverse squadre di Premier e Bundesliga lo stanno seguendo, ma il club partenopeo vuole anticipare tutti e regalare a Conte un esterno di livello. Dopo il mancato arrivo di Ndoye, la società ha deciso di non perdere altro tempo. Gli uomini mercato sono già al lavoro per accelerare i contatti e chiudere l'operazione. C'è la disponibilità del giocatore, che vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Italia, e ci sono le condizioni per avviare una trattativa concreta. Ma la vera notizia è che, parallelamente a Nusa, non si perde di vista il sogno, perché Grealish e Garnacho non sono solo suggestioni estive, ma possibilità reali che il club sta valutando con attenzione. I dirigenti azzurri, in sinergia con Conte, vogliono costruire una rosa in grado di competere ad altissimi livelli, non solo in Serie A, ma anche in Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. E per farlo servono qualità, profondità e alternative vere in ogni reparto. La nuova era azzurra è partita col botto. Gli arrivi di De Bruyne, Leng, Beuchema, Lucca e Marianucci hanno dato già un chiaro segnale. Questo Napoli non vuole più essere una comparsa, ma un protagonista assoluto. E se a questi nomi si dovessero aggiungere anche Nusa, Garnacho o addirittura Grealish, allora il sogno scudetto potrebbe diventare molto più di una speranza. Tifosi azzurri, restate connessi, le prossime ore saranno decisive. Il mercato si muove veloce e il Napoli è pronto a stupire ancora. Noi, come sempre, siamo qui per raccontarvelo in tempo reale. Continuate a seguirci sul canale per non perdervi nemmeno un aggiornamento, perché quest'estate il Napoli non fa vacanza, lavora per regalarvi una squadra da sogno.